Buongiorno, le principali notizie. I devoti hanno salutato Sant'Agata, rientrato alle 13 ieri il busto reliquiario della patrona dopo una processione durata quasi 20 ore. Intanto si lavora per rimuovere tonnellate di cera sulle strade a Catania. Trafficanti di droga tra Riesi e Palermo, scoperta piantagione di marijuana che fruttava 16 milioni di euro, 10 arresti. A Niscemi prosegue il monitoraggio della frana con i droni mentre i vigili del fuoco allestiscono il campo base. Il presidente della commissione parlamentare sul rischio idrogeologico, questo comune può diventare un laboratorio nazionale, dice. Ponte sullo Stretto di Messina, il Consiglio dei Ministri ha confermato l'intenzione di realizzarlo, ma sulla scelta dell'esecutivo scoppia una nuova bufera politica. Il report di Legambiente sulla raccolta differenziata boccia in parte la Sicilia, maglia nera per Palermo e Catania, dati positivi invece per Messina, comune virtuoso, rifiuti free. Calcio, il Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera contro l'Empoli, possibile maglia da titolare per Johansen. Intanto Inzaghi dice: dimentichiamo la vittoria del girone d'andata. In Serie C, in attesa del Tour de Force, il Catania vede scappare il Benevento che vince in extremis e allunga in classifica. Rossazzurri a -6 dalla vetta. Martedì incontro casalingo con l'Audace e Cerignola. Intanto arriva Ross Pelligra. Catania, il Siracusa gioca oggi pomeriggio a Potenza. Buongiorno, eccoci per questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Come sapete, ieri a Catania si è concluso il giro interno e dunque Sant'Agata rientrata in cattedrale dopo 20 ore di processione. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. È l'1 del pomeriggio quando Sant'Agata rientra in cattedrale a Catania. La lunghissima processione del giro interno si conclude dopo quasi 20 ore dall'uscita. Un andamento lento che ha visto il Fercolo raggiungere il borgo, piazza Cavour, solo a mattina inoltrata, dopo aver stazionato per 4 ore in via Caronda con i tradizionali fuochi sparati quando il sole era già alto. Un momento atteso con la piazza gremita, ma che non ha mancato di suscitare qualche perplessità per il forte ritardo accumulato. Se continua così, continuiamo a fare fuochi che nessuno vede? Se in piazza Borgo la scelta è quella di arrivare quando già il sole è sorto, io rivedrei certe cose, quindi dobbiamo metterci d'accordo. Ai quattro canti il dilemma è: fare o non fare la salita di San Giuliano? La pioggia caduta alle prime ore del mattino ha bagnato il basolato e potrebbe essere pericoloso percorrerlo col Fercolo, ma dopo una serie di controlli l'ok viene dato, va tutto bene e in cima alla salita è l'Arcivescovo ad accogliere il Fercolo. Tu che splendi in paradiso. E ora questo momento non diventi solo uno spettacolo, diventi il momento nel quale, possiamo dire che ancora una volta non è tanto Catania ad abbracciare Sant'Agata, ma Sant'Agata ad abbracciare Catania, a dirle che lei c'è, che lei è una grande testimone di fede in un momento storico nel quale abbiamo bisogno di recuperare fortemente il senso della fede e la sua incisività. Subito dopo il momento forse più intimo della 3 giorni di festa, il canto delle suore del monastero di San Benedetto, le parole della preghiera che la Vergine Martire rivolse a Dio quando stava per morire tra le mura del suo carcere. Il resto va via in modo regolare e composto, come è stata tutta la 3 giorni di festa, ripresa e trasmessa dalle telecamere di Telecolor e Antenna Sicilia e diffusa sul web da siciliaweb.it. Devoti tutti, oltre 50 ore di diretta, con tanti inviati sul campo e un imponente impegno editoriale che ha premiato negli ascolti. Sant'Agata è rientrata nella sua cameretta, adesso l'appuntamento è per l'8ª, giovedì della prossima settimana, e poi l'attesa per Sant'Agata d'estate ad agosto. E sono in corso gli interventi per rimuovere tonnellate di cera e anche segatura. Chiusi infatti un tratto di Vietnam via Caronda. Le operazioni di bonifica dureranno almeno a un altro giorno. Sentiamo Tonino De Mana. Passata la Santa e passata la festa, l'obiettivo, come ogni anno, è ripulire le strade percorse da Sant'Agata nel suo lunghissimo e lentissimo giro interno. Tonnellate di cera e segatura sono già in fase di rimozione per opera della Gema, che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'8 centro con un imponente spiegamento di uomini e mezzi. È un impegno straordinario, noi abbiamo circa un centinaio di uomini che lavorano in straordinario e nel limite del possibile non stop. Abbiamo impiegato diversi mezzi, abbiamo attualmente impiegati per la rimozione 3 Bobcat e
un ragnetto, in più abbiamo diverse scarse scarrabili, nonché mezzi compattatori e un numero in questo momento indefinito di costipatori che stanno girando sulle aree per la pulizia anche delle aree limitrofe a quelle di via Etnea e di via Caronda. Transenne e strada off limits fino a cessate esigenze in via Caronda, dove i Bobcat lavorano per rimuovere montagne di segatura e rifiuti di ogni genere, prevalentemente bottiglie di plastica e lattine. Si lavora senza soste anche in piazza Cavour, con le spazzatrici impegnate ad aspirare la segatura per poi procedere allo scioglimento della cera, che in alcuni casi viene rimossa anche manualmente con l'utilizzo di pale. Sul fronte della viabilità, il primo step sarà la pulizia e la contestuale riapertura al traffico di via Etnea all'altezza di piazza Cavour. Sicuramente nella giornata di oggi non riusciremo a fare questo, anche perché occorrerà fare il grip test prima di aprire, però contiamo insomma di poterlo fare nel più breve tempo possibile. Per tornare alla normalità serviranno alcuni giorni e un po' di pazienza. Veniamo alla cronaca. 10 trafficanti di droga sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta nell'ambito di un'operazione della DDA effettuata tra Riesi e Palermo. Il blitz, denominato RAV, è stato effettuato nel giugno del 2022, ha permesso di scoprire e sequestrare 20.000 piante di skunk, la cannabis, che avrebbero fruttato 16 milioni di euro. Gli arrestati, 2 di Riesi, 3 palermitani, sono stati condotti in carcere, mentre 5 complici siano già costituiti e condannati con pene per residue da 5 a 10 anni. Tutti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E sempre in un blitz, questa volta a Catania, stiamo parlando sempre di blitz antidroga, un uomo è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo stradale in un intercapedine dello sportello della sua auto, la squadra mobile e l'unità cinofila hanno scoperto e sequestrato 4 panetti di cocaina per un peso di 4 kg. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Adesso a Niscemi, dove proseguono le operazioni di monitoraggio della frana con i droni, mentre si prepara il campo base dei Vigili del Fuoco. E ieri in città il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, che dice Niscemi può diventare un laboratorio nazionale. Sentiamo Gerry Italia. Dovrebbero concludersi entro oggi i rilievi con i droni sulla frana di Niscemi, un passaggio fondamentale per stabilire se i vigili del fuoco potranno operare in sicurezza nella fascia più critica tra i 10 e i 50 metri dal fronte della frana, permettendo agli sfollati di rientrare temporaneamente nelle abitazioni per recuperare oggetti personali e beni di prima necessità. Intanto è già stato stabilito che domenica prossima verrà montato un campo base dei vigili del fuoco. A Niscemi arriverà nuovo personale per rafforzare le operazioni di recupero, inizialmente nella zona compresa tra i 50 e i 100 metri. Oggi intanto in città è arrivato anche il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico, Pino Bicchielli, che ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e i responsabili della protezione civile impegnati nell'emergenza. Secondo Bicchielli, quello di Niscemi non è un caso isolato, ma uno dei tanti fronti aperti in Italia sul tema della fragilità del territorio. Purtroppo non c'è solo la frana di Niscemi. In Italia ci sono in questo momento 636.000 frane. Il 94,5% dei comuni sono a rischio idrogeologico e per questo per la prima volta nella storia del Paese è stata istituita una commissione che tenti di cambiare il paradigma di come si affronta un tema così importante come il rischio idrogeologico. Niscemi però potrebbe diventare cartina tornasole per costruire modelli di intervento da replicare in altri territori. Noi siamo qui oggi, sono io come Presidente, ma torneremo quando le condizioni ce lo permetteranno come Commissione proprio per audire, per vedere atti e per capire dove si inceppa la macchina amministrativa e per capire anche se da Niscemi possiamo imparare qualcosa da replicare sul resto del territorio. Alta anche l'attenzione sulle risorse economiche, i fondi per l'emergenza ci sarebbero e il governo segue con la massima attenzione, assicura Bicchielli. Le risorse arriveranno, ci saranno, il governo su questo ha una grande attenzione, ma dobbiamo assolutamente evitare anche le duplicazioni di competenze che molte volte poi sono il vero problema per risolvere i problemi. Un uomo di 55 anni è morto ieri a Palermo in un incidente avvenuto in via Francesco Crispi. La vittima, in sella ad una bicicletta, è stata travolta in pieno centro da un mezzo pesante, nella fattispecie appunto una motomotrice. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale.
Slitta probabilmente di 2 anni la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, ma il Consiglio dei Ministri ha confermato l'intenzione di realizzarlo e indicato i prossimi passi. Sentiamo Manlio Viola. Il ponte sullo Stretto si farà, ma l'intero cronoprogramma slitta di 2 anni. L'avvio dell'opera potrebbe avvenire non più nel 2026 ma nel 2028. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri ha confermato l'intenzione di realizzare l'infrastruttura, ma ha rivisto il programma introducendo 3 fasi di confronto con la Corte dei Conti per superare i rilievi dei magistrati contabili. Al tempo stesso ha spostato in avanti il finanziamento. 780 milioni di euro previsti quest'anno sono stati spostati in finanziaria su altri fondi di spesa, ma verranno recuperati con finanziamenti da 320 milioni nel 2032, da 460 nel 2033. Nessun disimpegno delle somme invece per destinarle ai danni del ciclone Harry e alla frana di Niscemi, come chiede insistentemente la sinistra. Immediata la bufera politica. Per il Movimento 5 Stelle è l'ennesima presa in giro. L'opera non si farà mai e si spostano in avanti le scadenze per arrivare alle elezioni, con la chimera del ponte ancora attiva. Per il PD il tentativo di forzatura è stato sventato e il governo ha dovuto rinunciare sia al commissario straordinario che alla norma che comprimeva i poteri della Corte dei Conti. Dovrà confrontarsi con i magistrati contabili. Ma il ministro Salvini insiste e nega che lo slittamento sia pari a 2 anni. Abbiamo recuperato in 3 anni e mezzo di lavoro un ritardo di anni sul ponte e la sua realizzazione. I passaggi imposti dalla Corte dei Conti non sono richiesti da alcuna legge, ma li faremo ugualmente. Si tratterà di uno slittamento di qualche mese, non certo di 2 anni. Ci fermiamo, una breve pausa, poi ci occuperemo dell'allarme per le dipendenze, soprattutto dai giovani. Che allarme e dipendenze soprattutto tra i giovani, da internet all'alcol, dalla cocaina al crack. Sono 17.000 i pazienti presi in carico dal servizio territoriale dell'ASP in Sicilia. Sentiamo Veronica Barbarino. Dipendenza da internet e videogiochi, dipendenza affettiva, ludopatia, abuso di alcol, cocaina e crack. Sono le nuove forme di disagio, con capofila alcol e sostanze stupefacenti, in crescita soprattutto tra i giovani. In Sicilia, secondo gli ultimi dati, sono circa 17.000 i pazienti presi in carico dai SERD. Tra i 14 e i 19 anni, infatti, l'alcol apre la porta d'ingresso alle dipendenze, in 80 casi su 100. A seguire l'uso di cannabis, cocaina e crack. Abbiamo registrato un peggioramento nella diminuzione dell'età di consumo e nella tipologia dei consumatori, che sono tantissimi policonsumatori, un consumo che si è diversificato negli ultimi anni e che ha creato una cosa fondamentale, e cioè che i ragazzi sono più disregolati, entrano in crisi più facilmente. È emergenza crack in tutto il territorio siciliano. Nelle grandi aree metropolitane il consumo è spesso di gruppo, mentre nei centri minori è soprattutto domestico, come a Ragusa, dove il 90% dei pazienti attualmente seguiti nei SERD consuma crack e cocaina individualmente o in coppia. Complessivamente facciamo all'incirca 590 nuovi utenti ogni anno. I numeri vedono negli ultimi anni un aumento importante di minori e questo aumento di persone che richiedono il nostro aiuto per cocaina e crack, che non c'è stato mai. Un quadro poco rassicurante, dove però prevenzione, presa in carico precoce tra SERD, centri di pronta accoglienza e comunità terapeutiche possono fare la differenza. Ci occupiamo di rifiuti, di raccolta differenziata, perché c'è il report di Lega Ambiente che in parte boccia la Sicilia, maglia nera soprattutto per Palermo e Catania, mentre invece va bene Messina, che è la prima nell'isola per numeri e la sesta in Italia. Sentiamo Marco Bullà. Brusca frenata. La Sicilia che ricicla, che in un arco temporale di 6 anni era riuscita a passare dal 29,52% al 55,20% di raccolta differenziata, fa registrare nel 2024 uno stop, certificato non solo dallo striminzito aumento dello 0,67%, ma anche dal numero dei comuni siciliani al passo con l'obiettivo del 65%. Altro dato in controtendenza rispetto agli anni precedenti è quello dei comuni
rifiuti free, cioè quelli in cui la produzione di rifiuti indifferenziati in capo ad ogni abitante è inferiore ai 75 kg. Nel 2020 erano stati 33, poi nel 2021 erano diventati 55, nel 2022 il totale era passato a 80 e nel 2023 a 98. Nel 2024 il totale invece è cresciuto di una sola unità. Le note dolenti permangono quelle delle città di Palermo con il 17,31% e Catania con il 33,55%. Da sottolineare invece la costante crescita di Messina, che dal 55% passa al 58,57%, risultando prima in Sicilia e sesta in Italia fra le grandi città per percentuale di differenziata. Per Legambiente la frenata della Sicilia sulla raccolta differenziata è il frutto avvelenato di una campagna di propaganda miope incentrata esclusivamente sulla costruzione di inceneritori. Una breve pausa, ampia pagina dedicata allo sport, ovviamente al calcio siciliano. Inzaghi dice: dimentichiamoci la vittoria del girone d'andata. Marco Gullà. Dimentichiamo la vittoria del girone d'andata, è il diktat dell'allenatore del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di oggi alle 17:15 al Barbera contro l'Empoli. Rosanero che devono continuare a fare bene e per farlo hanno bisogno di altri 3 punti e sfruttare anche lo scontro diretto che ci sarà tra Frosinone e Venezia. Un altro bel banco di prova, è complicato come tutte le partite in Serie B, però insomma dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari, dove la squadra chiaramente è cresciuta, ha interpretato la partita come piace a me e domani davanti alla nostra gente dobbiamo ripetere lo stesso tipo di gara. Jonsen è pronto all'esordio, giocherà probabilmente sulla tre quarti al fianco di uno tra Gyasi e Leduaron a supporto di Poyampalo, re dei marcatori. Empoli con Dionisi in panchina, ex rosanero e voglioso di riscatto. Sarà una partita completamente diversa l'andata, insomma dopo 20 minuti vinciamo 2-0, per cui dobbiamo dimenticarla. L'Empoli è una squadra che ha pareggiato, insomma l'ultima col Modena, che è una squadra forte, in trasferta è andata a vincere a Mantova e a Cesena, per cui grande rispetto, ma insomma noi siamo il Palermo, giochiamo davanti alla nostra gente e mi auguro di fare una grande partita. Nessun dubbio sugli altri reparti, in difesa Pedace, Caroni e Bani, a centrocampo con Ranocchi e Segre centrali, poi Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. Oltre 25.000 spettatori, arbitrerà Tremolada di Monza. In Serie C, in attesa del Tour de Force, il Catania vede scappare il Benevento che vince in extremis, allunga in classifica, rossazzurri a -6 dalla vetta. Martedì intanto incontro casalingo contro l'Audace Cerignola. Intanto arriva anche Ross Pelligra a Catania. Sentiamo Tonino De Mana. Catania spettatore del venerdì sera in vista della sfida con il Trapani di mercoledì 18 che vede vincere e scappare il Benevento, perdere e fermarsi la Salernitana. Serata dalle 1000 emozioni in Serie C con i Sanniti che piegano il Picerno al minuto 102, gol di Pierozzi che indirettamente fa molto male al Catania che ora si trova a -6 dalla vetta. Rossazzurri che torneranno ad allenarsi da oggi con il programma di lavoro di Toscano che prevede una seduta domani e la rifinitura lunedì, tutte di mattina in vista dell'incontro di martedì alle 20:30 al Massimino contro l'Audace Cerignola che ieri sera ha battuto la Salernitana. Per il Catania il Tour de Force, turno infrasettimanale compreso, è soltanto rinviato di qualche giorno rispetto alle altre formazioni. I rossazzurri infatti sabato 14 febbraio giocheranno il derby al De Simone con il Siracusa, prima di quello casalingo con il Trapani, 2 avversari disperati in attesa di altre penalizzazioni. Catania chiamata a riprendere la corsa in attesa degli scontri diretti di marzo. Contro il Cerignola pronto a rientro a casa sola, mentre non ci sarà Miceli, fermato per un turno dal giudice sportivo. Carnielutti potrebbe agire da centrale con Celi, Ierardi o Allegretto ai lati. Non si escludono novità a centrocampo in attacco. Sul fronte societario, all'inizio della prossima settimana, Ross Pelligra verserà il saldo decisivo per completare l'acquisizione di Torre del Grifo Village, un'operazione destinata a segnare una svolta strutturale per il club rossazzurro. Intanto il Siracusa gioca oggi pomeriggio a Potenza, per il Trapani invece turno di riposo forzato. Sentiamo Sergio Colosi.
Il futuro in 8 giorni. Il Siracusa si gioca in poco più di una settimana buona parte del suo destino in chiave salvezza. Si comincia oggi alle 17:30 a Potenza nella prima gara di un doppio appuntamento in trasferta che prevede martedì nel turno infrasettimanale la partita di Cosenza. Il ciclo dal coefficiente di difficoltà abbastanza alto si chiuderà sabato prossimo al De Simone contro il Catania. Il Siracusa si presenta a questi incontri in condizioni complicate, reduce da 4 sconfitte consecutive e con un organico profondamente rinnovato e anche indebolito. Atturati dopo la prima rimonta, i tifosi chiedono un altro miracolo sportivo. Durante la rifinitura si è fermato per un problema muscolare il terzino Cancellieri, che si aggiunge alle assenze degli infortunati Valente e Falla e dello squalificato Marafini. Potenza senza bomber Murano. Rinviato il derby di Catania, il Trapani prosegue la preparazione alla sfida di martedì prossimo al Provinciale contro il Benevento. Partita difficile, ma ai Granata serve una svolta per interrompere un periodo negativo e sfortunato. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.